Lo conosceva? No, 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 guardi, lasciamo stare, no, non lo conoscevo, eravamo qua vicini di casa, ma no, personalmente tanto. Ma Qua la comunque qua la bimba la villa. conosceva, cioè giocava con... No, 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 buongiorno, buonanotte, basta, una brava persona. una bellissima persona. Stupiti ed addolorati i vicini di Filippo Zanin alla notizia della morte di ieri in parete sulla Marmolada. Filippo abitava da poco meno di 2 anni con la moglie Giulia e la loro bambina in questa villetta di via Colnu a San Zenone. Nato ad Asolo 36 anni fa, ha sempre vissuto a Onè di Fonte, dove il sindaco lo ricorda così. Filippo era una persona solare, davvero ogni volta che lo incontravi con lui ti strappava sempre un sorriso. Da piccoli appunto sì, giocavamo insieme perché i nostri genitori e loro sono amici di famiglia, nonché lui è anche compagno di classe di mia sorella, quindi ho davvero dei bellissimi ricordi di lui. Francesco Favilli invece era residente in questa casa al civico 13 di via Calmoreggio a Maser. Nato 44 anni fa a Pordenone, sposato con 2 figli, si era spostato da poco sulle colline asolane dal veneziano. Fortissima la passione per la montagna come la concentrazione per l'attività in azienda che gli aveva dato poco spazio per la frequentazione con i vicini. Esperienze e spedizioni in tutto il mondo che aveva portato con sé sia nel lavoro che nei momenti liberi in solitudine come in compagnia. Per questo sono tanti i messaggi di cordoglio postati da questa mattina sulla sua pagina Facebook, alternati al ricordo delle tante esperienze in quella montagna che lui ha tanto amato.